Sono andato in Sisco, in una casa che sto, dove sto ora. Sono sempre stato in questa casa, con i miei parenti, e ora con la mia moglie e la mia famiglia. Ho cominciato a lavorare abbastanza giovane, dopo il liceo Marbeuf. Ho lavorato con il poretto del mio abbo, del mio zio, che facevano un servizio di gara tra Sisco e Bastia. E sapete che Sisco all'epoca c'erano poche vacche e era il comune che forniva il latte alla villa di Bastia. E era una delle mie zie, la sorella del mio abbo, che vendeva il latte in Falendo Vecchio Porto, a Rue de Terrassa. Voilà. L'annata ce n'è parecchie, perché noi abbiamo avuto scienza, la nostra generazione abbiamo avuto scienza. Siamo nati giusto dopo la guerra, è stato un po' difficile, soprattutto per i nostri parenti, ma dopo siamo campati benissimo, l'anno 70 eravamo giovani, ci siamo campati qua. Penso che generazione così non ce ne sarà più, non abbiamo mica riconosciuto la guerra. C'è stata la fine l'Algeria, ma noi non abbiamo mica conosciuta, siamo mica andati. Gli zii sono andati in Algeria, ma noi eravamo super giovani. Ascoltate, penso che non è mica solamente per la Corsica, penso che anche per la Stro. Si è un poco sparita qua la nostra Corsica davanti, non c'è che da avere tutto lungo di strade, noi abbiamo conosciuto un paese che era coltivato, non si vede che campi coltivati, pico, c'era tante vacche, cappiate, vestituri, capre, e ora le costruzioni hanno pigliato sopra, boh. È sicuro che la vita non è più la stessa che avanti. Non mica piangere, si c'è peggio che noi, oppure che ci so che bene e poi non vanno a stare a seguire. Ma non c'è più la stessa amicizia che avanti, non è più lo stesso. Io non mi ritrovo più troppo in una Corsica di oggi. Ascoltate, non ci vuole mica essere pessimisti, ci vuole essere ottimisti, ci vuole andare avanti, cercare di arrangiare le cose come per tutto. Penso che se la gente riflettono un po' e mettono un po' di suo, penso che... E poi ci sono i giovani cercano di fare affari, tutti questi giovani che cantano, che facciano i gruppi, a fare l'asto. Penso che no, ci vuole essere ottimisti quantunque. Cerco il suetto di avere, che li ritrovino assai amicizia, che li si ritrovino tutti insieme, voilà. Ecco ciò che è il suetto.